Oratorio San Giusto ogni anno si ripropone con una festa che ormai è forse dai fine anni 70, Sì. è una festa sentita, ogni anno tantissime persone. Quest'anno cosa ci riservate? Ma quest'anno, da alcuni anni comunque, oltre che la festa del 1° maggio, è sempre bene abbinare anche un'altra festa. Da alcuni anni abbiamo la festa delle associazioni, che sarà il 4, ecco. Di solito veniva proposta prima, quindi nel ponte prima del primo, quindi vuol dire intorno al 25, 26, 27. Quest'anno la proponiamo un po' più avanti e abbiamo cercato, ecco, il 4, che ci sia una proposta, ecco, delle associazioni un po' più coordinata e magari cercando di coinvolgere maggiormente le associazioni. Perché? Perché il 1° maggio è una festa che va da sé, ecco, nel senso che non è che abbia bisogno, secondo me, io sono qui da 1 anno e mezzo soltanto, ma insomma per quello che ho visto l'anno scorso, per quello comunque che ho sentito, è una festa che non ha bisogno di tante pubblicità. La gente viene perché la tradizione è proprio che è la festa dell'oratorio, ecco, San Giusto, e quindi in tanti poi vengono. Ovviamente è legata molto dei tornei di calcio dei ragazzini, insomma, ecco, e quindi ovviamente lo sport fa un po' da sfondo, ma poi tanta gente che viene, ovviamente magari per mangiarsi una piadina, insomma, per stare insieme. Ecco, il San Giusto, al di là che è conosciuto in Polesine proprio per questa attività, è il collante per tutte le associazioni che gravitano attorno a San Giusto. Parlavamo prima fuori onda, il gruppo dei missionari che stanno facendo cose eccezionali in Madagascar, eccetera, e so che hanno o sede o perlomeno hanno un punto di riferimento. Diciamo un punto di riferimento al mondo salesiano, e quindi ovviamente a San Giusto, poi ovviamente questa è anche un'associazione che ha la sua autonomia, però nasce ovviamente dal grembo dell'oratorio, questo sì. Quindi l'oratorio è un collante, secondo lei, importante per Portoviro tutta? Ma questo sì, dovrebbe essere, ecco, sempre più un collante, e soprattutto nell'ambito giovanile, quindi per i giovani prima di tutto, e poi anche vorrebbe essere un collante anche per ciò che gira intorno al mondo giovanile, quindi le famiglie, ma anche tutta la dimensione educativa. In questo periodo storico è una grande sfida, insomma. Ecco, cerco di fare una domanda di attualità. Si parla di Francesco, che noi ci ha lasciato, la Chiesa che va verso sì, la gente, in uscita, ok, sì. I salesiani hanno anticipato questo? Ma sicuramente sotto certi aspetti sì. Non dimentichiamo che Papa Francesco è un ex allievo salesiano, poi è diventato gesuita, questo sì, però diciamo che da giovane ha bazzicato negli ambienti nostri salesiani. E sicuramente noi salesiani, proprio per incontrare i giovani, abbiamo sempre sposato un'idea di Chiesa in uscita, ecco, quindi non una Chiesa chiusa dentro se stessa, ma in uscita disponibile proprio insomma, ad incontrare i giovani e incontrarli molto spesso anche nelle situazioni più difficili che loro possono vivere. E questo sicuramente è molto legato anche a Papa Francesco, che buon pontefice anche sudamericano, in cui l'ambito sociale è molto più sentito, diciamo, di noi europei. Ecco, quindi questo sicuramente lui lo ha portato, ma diciamo che un po' nel sangue noi salesiani, ecco, questo ce l'abbiamo già. Insomma. E che imprinting dà ai giovani San Giusto? Ci sentiamo anche responsabili, perché sicuramente i giovani rimangono sempre preziosi e sono la parte più preziosa della nostra società, forse anche quella più debole sotto certi aspetti. Ecco che allora il lavoro nostro è un lavoro, io dico, da una parte di responsabilità, ma anche di bellezza. Perché poi io dico sempre, chi può cambiare il mondo sono i giovani, senza togliere niente, ma le persone magari ovviamente più adulte e più anziane cambiano poco, chi cambia è la gioventù, ed è proprio su di lei che noi dobbiamo coltivare il bello che c'è in ogni giovane e tirarlo su. Sicuramente questa è una grande sfida, ripeto, in questo periodo storico non è facile, però noi insomma in qualche maniera anche con le attività, comunque con lo stesso incontrare i giovani in cortile sempre diventa una cosa bella, diventa preziosa. Poi anche alcune attività, sto pensando che il dopo scuola, che abbiamo i ragazzini delle medie che seguiamo e accompagniamo, anche questo diventa prezioso ovviamente per dare una mano, oltre alla catechesi, insomma ecco altre attività che ci possono essere. Ultima domanda, ha fiducia dei giovani di Portoviro? Certo, ho fiducia tantissima. A volte questa è una domanda che mi fanno in tanti, perché dicono: ma come facciamo con questi giovani, questi giovani che vivono in questa società, che sono così persi, non hanno più voglia di fare niente, eccetera, eccetera. Ma secondo me non è vero. I giovani sono invece
sono la nostra grande risorsa. Mi permetto di dire che il problema siamo noi adulti, perché siamo noi adulti che strutturiamo la società in una certa maniera, non sono i giovani. E non diamo il buon esempio. E non diamo a volte il buon esempio, sì. Ecco, quindi la fiducia nei giovani di Portoviro è grande e così deve essere, insomma. Ecco. Grazie Don.